Buongiorno da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Sono iniziati in mattinata i lavori del G20 a Trieste. In questo momento è in corso il punto stampa del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti. Mattinata comunque intensa che andiamo a rivivere nel prossimo servizio. Giornata di incontri e di dibattiti al Trieste Convention Center, dove questa mattina sono iniziati i lavori del G20 dedicati all'innovazione e trasformazione digitale, appuntamento che rientra nel lungo elenco di incontri programmati per l'anno di presidenza dell'Italia. In un Porto Vecchio presidiato dalle forze dell'ordine, intorno alle 9 sono arrivate le prime delegazioni accolte dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e Vittorio Colao per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con la sottosegretaria Anna Ascani. E dopo l'arrivo delle delegazioni sono iniziati i lavori nella sala plenaria, ovviamente a porte chiuse. All'interno si è discusso chiaramente di cyberterrorismo e cyber security, i veri nodi da risolvere in questo G20, contrassegnato fra l'altro dell'emergenza nella regione Lazio, dove tutti i sistemi sono stati bloccati da degli hacker che hanno chiesto addirittura un riscatto. Dalle 10 alle 11 si sono aperti i lavori con il focus sulla trasformazione digitale rivolta al supporto del mondo economico, a seguire la società nell'economia digitale. Presenti i ministri di Argentina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Ruanda, Arabia Saudita, Singapore e Sudafrica e gli esponenti di UNESCO ed Unione Europea. Nel pomeriggio è previsto il punto stampa del ministro Colao. In Friuli crescono del 25% i contagi da Covid e a livello regionale la percentuale di positivi su 100.000 abitanti sale a 63 con il picco di 73 in provincia di Pordenone. La situazione per quanto riguarda gli ospedali è tra le migliori in Italia. Quanto ai vaccini nella fascia tra 60 e 79 anni siamo invece sotto alla media nazionale di 8 punti. Rallenta la crescita dei nuovi casi, ma sale il numero di pazienti ricoverati con Covid, stabile il numero di decessi. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe a livello nazionale relativo alla settimana dal 28 luglio al 3 agosto. In Friuli Venezia Giulia gli infettati sono aumentati quasi del 25%, ma l'occupazione dei posti letto resta tra le più basse in Italia, al 2% sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche. Peggiora il dato sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 63 a livello regionale, con il picco della provincia di Pordenone a 73. Sul fronte dei vaccini, la Fondazione Gimbe fa sapere che torna a salire la percentuale delle prime dosi sul totale delle somministrazioni, ma la campagna, evidenzia, può contare su un numero di dosi insufficienti a mantenere questo ritmo. In Friuli Venezia Giulia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 55,9% nella media italiana, a cui si aggiunge un ulteriore 6,8% solo con prima dose rispetto al 9,5% a livello nazionale. Per tutte le fasce d'età la nostra regione risulta al di sotto della media del resto del paese. Sono 8 i punti di scarto nella fascia 60-79 anni, uno solo per gli over 80. I cittadini del Friuli Venezia Giulia con più di 60 anni che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino sono il 16,1% rispetto alla media italiana dell'11%. Quanto alla fascia 12-19 anni non ha alcuna copertura il 69,2% della popolazione della nostra regione rispetto al 63,4% a livello nazionale. Quanto all'eventualità di una terza dose, la Fondazione Gimbe ritiene che, per quanto sarà necessaria in alcune fasce della popolazione, non ci sono al momento evidenze sufficienti per definire indicazioni, tempi e modalità di somministrazione. I funerali di Sergio Gervasutti nella sua Palmanova, città d'origine, sono stati celebrati in Duomo e tanti sono i colleghi che hanno voluto portare l'ultimo saluto. Molti giornalisti che hanno preso parte alla cerimonia, stringendosi attorno ai familiari di Gervasutti che si è spento nella sua casa di Udine lunedì mattina. Lo ha portato lontano da Palmanova e dal Friuli, ha detto nell'omelia Angelo Del Zotto, parroco del Duomo, una professione non facile che richiede attenzione ai fatti, curiosità, capacità di interpretare e di capire e soprattutto l'onestà di non manipolare, un mestiere che richiede anche la consapevolezza che le persone vanno sempre trattate con umanità e rispetto. Sergio, ha aggiunto Don Del Zotto, è sempre partito da questi principi, aggiungendo l'amore per la propria terra e l'amore per una verità che sapeva di non avere in tasca. Ha lasciato una traccia positiva nella nostra terra. Oltre ai familiari e agli amici, alle esequie sono intervenuti tanti colleghi che hanno avuto l'onore e la fortuna di lavorarci assieme
prima di raccogliere i suoi insegnamenti. Ovviamente tanti giornalisti del Messaggero Veneto, con in testa il direttore Omar Monestier, ma anche i colleghi del settimanale Il Friuli e delle altre testate nelle quali Gervasutti ha lasciato il segno sia dal punto di vista professionale che umano. Secondo weekend di esodo sulla rete autostradale di Autovie Venete, previste punte record di quasi 200.000 passaggi nella sola giornata di sabato. Le proiezioni elaborate dalla concessionaria autostradale si basano sui dati dello scorso fine settimana, con 186.000 passaggi previsti appunto in crescita. Già a partire da domani mattina è previsto traffico intenso in direzione Trieste sulla 4, con possibili code in uscita all'Isert nel pomeriggio per l'effetto combinato del rientro dei lavoratori dell'Est Europa e dei mezzi commerciali. La giornata clou sarà quella di sabato, quando al mattino e al pomeriggio il traffico sarà molto intenso verso gli svincoli delle località balneari e alla barriera dell'Isert. Produzione vitivinicola sotto pressione in Friuli Venezia Giulia, soprattutto nell'area collinare, con un calo stimato tra il 5 e il 10%. Questo a causa dello stress idrico dei vigneti privi di irrigazione, nonostante le piogge delle ultime ore. In tutta la regione poi si registra un ritardo nella vendemmia a causa di una primavera che è stata fredda e piovosa. È il quadro tracciato dai manager tecnici di Coldiretti e FVG. Sempre più urgente realizzare una rete di invasi naturali per captare le acque meteoriche e consentire l'irrigazione anche nelle zone sprovviste, suggerisce l'associazione di categoria, visto anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per prevenire e contrastare le conseguenze del cambiamento climatico. Il direttore di Coldiretti regionale, Cesare Magalini, ha rilevato che a causa dello stress idrico nei vigneti privi di irrigazione, specialmente in collina, lo sviluppo dei grappoli appare in ritardo rispetto alle vigne che invece possono disporre di acqua. Quanto alla vendemmia, ha spiegato il responsabile del settore della Coldiretti, Marco Malison, quasi ovunque il germogliamento della vite e il successivo sviluppo vegetativo sono stati ritardati dal freddo e dalla pioggia della primavera, anche se in generale lo stato sanitario è più che buono. Molto dipenderà dal meteo delle prossime 2 settimane. Affrontando una rotonda nel tardo pomeriggio di ieri, un autotreno ha perso un pericoloso carico di lamiere, perdendo circa 300 quintali di materiale. Il rovesciamento è avvenuto nella rotonda di Viale Europa Unita a San Giorgio di Nogaro, a pochi metri dalla stazione delle Corriere. Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto altri mezzi e causato feriti, ma ha rallentato la viabilità per diverse ore. Per il recupero del materiale sono intervenuti alcuni mezzi dell'ACI, un camion con autogru. La viabilità è stata ripristinata solo alle 23 a sovrintendere le operazioni i carabinieri della stazione locale con una decina di volontari della protezione civile. Sono stati 36 gli operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia impegnati in verifiche e controlli sul territorio per contrastare il furto di rame e metalli preziosi in ambito ferroviario. Non sono stati accertati reati né sono emerse irregolarità, ma sono stati verificati in particolare 7 depositi di rottami e compiute 21 ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 53 le persone che sono state sottoposte ad accertamenti tra gli addetti del comparto. Parliamo di Olimpiadi a Tokyo perché è già finita l'avventura a 5 cerchi di Alessia Trost. La saltatrice in alto pordenonese non è riuscita a qualificarsi per la finale, fermandosi a 1,90. La pedana del salto in alto che aveva esaltato gli azzurri nel giorno dell'oro di Gianmarco Tamberi non regala le stesse soddisfazioni al femminile. Nella gara di qualificazione, svoltasi nella mattina di Tokyo, Elena Vallortigara e Alessia Trost non sono riuscite a centrare la misura di 1,95, fermandosi rispettivamente a 1,93 e 1,90. La 28enne di Pordenone, passate senza problemi le prove a 1,82 e 1,86, si è trovata poi in difficoltà a 1,90, riuscendo a trovare il salto giusto solo all'ultimo tentativo. Poi a 1,93 l'asticella è diventata un muro. Alessia ha avuto problemi soprattutto con la rincorsa e sono arrivati 3 errori in serie che hanno significato eliminazione.
Per l'atleta delle Fiamme Gialle sarebbe dovuto arrivare il primato personale stagionale per sperare nella qualificazione, invece la sua gara è finita dopo 6 salti. Bronzo olimpico invece per il campione di Rio 2016 Elia Viviani. L'atleta veronese, compagno della friulana Elena Cecchini, si è confermato tra i top mondiali nell'Omnium di ciclismo su pista. L'ultima atleta della nostra regione in gara sarà Alexandra Giurgiuculese. La ginnasta dell'ASU e dell'aeronautica sarà impegnata nelle qualificazioni del concorso di ritmica individuale nella notte di domani a partire dalle 3:20 ora italiana. La Pilosio di Tavagnaco e i suoi lavoratori sono salvi. La storica azienda di ponteggi in acciaio e alluminio alle porte di Udine risorgerà grazie a un piano industriale da oltre 8 milioni di euro e all'acquisizione da parte della trevigiana Euroedile, che ora punta a diventare leader mondiale, riconquistando fette di mercato in Nord Africa, Stati Uniti e Canada, come Sud America, Medio Oriente, Est Europa e Russia. È una ditta che produce ponteggi in acciaio e alluminio, casseforme, blindaggi e strutture per lo spettacolo. La svolta è avvenuta il 26 luglio scorso, quando la ditta si è aggiudicata la procedura competitiva indetta dal Tribunale di Udine per la società friulana messa in liquidazione. Soluzione questa dunque che non solo darà continuità di lavoro ai dipendenti, ma rivoluzionerà la produzione del marchio Pilosio attraverso nuove tecnologie di costruzione. Il costo dell'acquisizione è di 3.500.000 euro, ma è previsto un ulteriore immediato investimento di 5 milioni di euro entro l'anno. L'operazione ha ricevuto il plauso della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie a un fondo di 1,2 milioni di euro, presto Resiuta disporrà di un polo completo per il turismo slow e sostenibile alle porte del Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Vediamo. 6 stalli per i camper e tutto il servizio necessario per i camper che sono solo in transito. 2 ricariche per le auto elettriche, una stazione di bike sharing con 10 biciclette da mettere a disposizione per i turisti che vogliono visitare la zona nel parco delle Prealpi Giulie e poi un bar e un punto di ristoro. Ormai il progetto per il turismo sostenibile e slow è in fase di ultimazione a Resiutta. Sfruttando gli spazi della ex stazione ferroviaria, l'amministrazione comunale guidata da Francesco Nesic è riuscita a ultimare l'area, compresi gli arredi interni. Così, entro poche settimane, si procederà alla pubblicazione di un bando per l'affidamento, chiavi in mano, dell'intero complesso. Speriamo che a decidere di gestire l'area sia un giovane. Siamo certi, dice Nesic, che andrà a beneficiarne l'intera area montana di riferimento. Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione, della ex Comunità Montana, in 2 tranche per un totale di 1,2 milioni di euro. È tutto, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito e arrivederci.